La consulta provinciale degli studenti ha fatto un'indagine nelle scuole superiori con gli studenti e le studentesse per andare a capire un po' qual era il benessere o il disagio all'interno delle classi. E ne è arrivato comunque un'ampia parte per quanto riguarda tutto il tempo che gli studenti e le studentesse stanno davanti allo schermo. Soprattutto con la didattica di distanza è aumentato questo tempo, anche poi andando a causare delle dipendenze appunto dai social o comunque dai video terminali. C'è un legame stretto appunto tra le ore passate sui social o comunque davanti a uno schermo e l'infelicità che aumenta nel tempo. E dalla dipendenza social appunto ne abbiamo rilevato che sono stati creati appunto altri disagi, tra cui i disturbi alimentari oppure problemi di bullismo, e tutto questo porta un po' agli studenti e alle studentesse a guardare prospettive fuori provincia anche per un ambito universitario che nella provincia effettivamente manca, portando poi agli stessi a rimanere fuori provincia.